600 milioni di anni or sono emergeva dalle acque la Sardegna, quando le altre terre mediterranee e la maggior parte dei continenti giacevano ancora negli abissi marini. In questa terra geologicamente antichissima, l'uomo pose piede molto tardi, quasi fosse soggiogato dal fascino di una natura troppo aspra ed esuberante per poterla domare con le sue forze. I resti degli 8.000 nuraghi, le primitive case fortificate, ci parlano di una civiltà originale, dedita soprattutto alla pastorizia, come provano le statuine di bronzo trovate nelle tombe di quell'epoca e teste di animali stilizzate che adornano le pareti delle famose domus di Janas. Tra gli aspetti più impensati di una terra multiforme, queste dune sconfinate sembrano avvalorare le teorie dei geologi, i quali non escludono che con le coste dell'Africa e alcune regioni spagnole, la Sardegna e la Corsica formassero un unico continente, la Tirrenide favolosa del periodo mesozoico. E gli uomini si sono assuefatti coraggiosamente, adeguando mestieri e modi di vita alle leggi della natura. Dove la sabbia avara cede alla terra, un più intenso calore di umanità sembra presiedere alla fatica di tutti i giorni. La distesa inospitale battuta dal sole si anima del piccolo mondo raccolto intorno all'Aia.
Le cose semplici acquistano nelle movenze e nel sentimento di chi le compie la solennità di un rito domestico. E la fantasia popolare ha creato intorno al focolare vive immagini, talvolta espresse in poesie piene di ingenua grazia. Per te, vieni piccino, e una donna distese un po' di pasta d'orzo sulla bragia. Ed ecco che quel pane divenne molto, e sì divenne grande quel pane che a sfornarlo ci vollero 3 pale. Nella quotidiana lotta con la sua terra, l'uomo sardo ha sentito più profondo il senso religioso della vita e della morte. Sperduto sulle cime e tra le gole delle montagne, senza tempo, in molti piccoli paesi ancora adesso l'uomo sardo vive così, con i suoi colori, le sue usanze, racchiudendo nell'espressione un po' dura del volto la sua dose di mistero. La nuova civiltà dell'isola non turberà questi aspetti di ancestrale saggezza.